Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, presentazione a Taglio di Po, con la presenza del sindaco Laila Marangoni, della Commissione Pari Opportunità, con la proclamazione all'unanimità della nuova Presidente Silvia Ricchi, già Presidente del Consiglio Comunale, e che subentra a Sara Ruzza, che è stata nominata Vicepresidente. Ascoltiamo il primo programma e le prime iniziative di questa Commissione per il mese di ottobre. Tengo ad augurarvi veramente buon lavoro, perché in effetti è una commissione che ha molto sofferto negli anni passati. È stata una commissione istituita, nominata, ma in effetti non ha mai lavorato, solo alla fine per un appuntamento 2. Perciò mi auguro che sappiate distinguervi anche in questo. Certo. Dal momento che ottobre è l'ottobre dedicato al tumore al seno, e con Andos abbiamo fatto una collaborazione, e quindi ho avuto il contatto con la presidente di Andos di Rovigo, e mi aveva detto appunto se le inviavo già dei programmi per ottobre, e quindi mi sono permessa di organizzare già le iniziative. In pratica la camminata che abbiamo fatto l'anno scorso, sì. Ecco, la ripetiamo quest'anno, sabato 15 ottobre, e ho inviato a tutte le associazioni del paese l'invito, e anche alle 2 palestre che sono presenti in paese. Una serata proprio a questo tema anche del tumore al seno, e per venerdì 21 ottobre in sala conferenze Giovanni Falcone, in collaborazione con la dottoressa, Elisa Bovolenta, la psicologa psicoterapeuta, e Erika Verza, che è la vicepresidente di Andos Rovigo, e organizzeremo appunto una serata, il coraggio delle donne. No, è un'offerta libera, Okay. Quindi tutto quello che sarà raccolto verrà devoluto ad Andos, come abbiamo fatto l'anno scorso, sì. Ecco, e magari dopo un giorno chiameremo il presidente dell'Andos e consegneremo il caso, quello che sarà. Poi, grazie alla collaborazione della dottoressa Paparella dell'US 5, ecco, della dottoressa Chiara, presso l'UTAP ci è stato concesso un ambulatorio, quindi un giorno, che adesso diranno i medici, un medico del Andos verrà a Taglio di Po e farà le visite gratuite al seno. Ecco, quindi questo è l'elenco di ottobre delle visite gratuite. Poi ne sarà stampato un altro in novembre, dove saranno appunto gli appuntamenti delle visite gratuite. Quindi vi invito il giorno 15 alla camminata rosa, numerosi, e anche alla serata di venerdì 21 ottobre in sala conferenze. I ragazzi di Borgo hanno preparato le spille rosa per tutte le partecipanti, esatto, alla camminata. Hanno fatto la cassettina. Abbiamo fatto la cassettina per la raccolta delle offerte, e anche le spilline che sono state regalate a tutti i partecipanti, quindi quest'anno ripeteremo. Peter Pan, Peter Pan, sì.